Era una mareggiata che non ci aspettavamo, anche se c'era un preavviso di brutto tempo. Il danno c'è sicuramente ed è evidente. È ancora sconcertato il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia al suo ennesimo sopralluogo alla spiaggia. Il giorno dopo la violenta mareggiata battutasi sul litorale veneziano, Jesolo, Bibione e Caorle oggi fanno i conti con quel che rimane. Desolazione e rifiuti lasciati dal mare, il lavoro di ripascimento della spiaggia, quasi 5 milioni di euro, il mare se li ha risucchiati, il conto dei danni è tutto da fare. Chiederemo aiuto, speriamo che non sia una cifra elevatissima, io spero che in Regione ma anche al Magistrato alle Acque ci siano dei fondi straordinari a disposizione per questi eventi eccezionali. Più che uno stop all'avvio della stagione estiva si vuole parlare di slittamento, l'ottimismo in questi casi è d'obbligo. Ci sarà bisogno di qualche tempo in più, quindi uno slittamento di qualche giorno per ripristinare e per portare di nuovo la spiaggia a posto e per essere pronta per accogliere tutti i nostri ospiti. Bagnini e addetti all'arenile sono già al lavoro per ripulire e cercare di ripristinare la situazione, ma bisogna fare i conti anche con i detriti in arrivo. Stanno arrivando soprattutto dal Piave un'enorme quantità di materiale, di tronchi, di alberi eccetera, vediamo domani mattina quale sarà l'effetto e sicuramente anche questi sono dei costi aggiuntivi. Che il clima sia mutato è evidente e che eventi come questi rischiano di essere una consuetudine è una realtà ed è per questo che si chiedono interventi capaci di arginare i fenomeni. Che ci siano delle barriere senza essere invasive, senza essere massicciate, che penalizzino anche l'immagine della località, ma che quantomeno cerchino di contrastare questi fenomeni che ormai non sono più sporadici, ma stanno diventando una consuetudine.